Buongiorno a quanti sono collegati per questa diretta streaming. Siamo in attesa dei relatori. A breve inizieremo l'evento collegato al 450° anniversario della battaglia di Lepanto. Siamo qui nella sala Bernarda della Loggia del Capitaniato di Vicenza, sede del Consiglio Comunale vicentino, che ci ospita per questa occasione eccezionale. La sala è stata ristrutturata recentemente tra il 2010 e il 2012, ma è data proprio agli anni della battaglia di Lepanto, come l'intero palazzo. Il soffitto, che è stato ripreso all'inizio della nostra trasmissione, ha una serie di tele di Gian Antonio Fasolo, un allievo del Veronese, ottima figura, ed è caratterizzato da cassettoni alla ducale. Alle pareti un tempo vi erano anche degli affreschi di Giovanni Battista Zalotti staccati da Villa Porto a Torri di Quartesolo, che sono stati tolti e devono essere riposizionati. La sala attuale che ci ospita, appunto, è stata risistemata e riprogettata dall'architetto spagnolo Salvador Pérez Arroyo, che ha privilegiato nella organizzazione i colori chiari e l'acciaio, per cui abbiamo questa nuova dimensione molto moderna e alquanto interessante la combinazione tra storia e tra passato e presente. Siamo pronti per iniziare la trasmissione che dovrebbe durare non più di un'ora, per cui attorno a mezzogiorno e un quarto sarà completa. Il video rimarrà a disposizione anche delle numerose scolaresche che sono collegate anche nel nostro canale YouTube e nel canale YouTube del Comune di Vicenza. Vorrei ricordare anche che questa è la prima tappa di un percorso che si concluderà il 16 ottobre, sabato 16 ottobre alle ore 15, storica della processione di Santa Giustina. Infatti, a seguito della battaglia di Lepanto, il Senato della Repubblica decise di fare come ringraziamento a Santa Giustina, la santa del 7 ottobre, di fare appunto una processione che partiva da San Marco per raggiungere la chiesa di Santa Giustina, il Doge, tutte le magistrature e le scuole grandi veneziane. Ecco che questa processione viene rievocata e riproposta appunto sabato 16 ottobre alle ore 15. E adesso lanciamo il trailer dell'evento. Go passà una vita a solcare i mari. Go passà una vita a difendere la mia repubblica. E adesso mi domanda se volevo combattere i turchi. Non se può far de manco.
Buongiorno a tutti, esprimo il saluto a mio mezzo di tutto il Consiglio Comunale e l'orgoglio che questa importante manifestazione e celebrazione si svolga proprio qui in Loggia. Senza entrare nel dettaglio di questioni e argomenti storici che ovviamente verranno ben illustrati dai relatori presenti in sala, mi limito semplicemente a delle scolastiche considerazioni. Sappiamo che la battaglia di Lepanto fu l'ultima grande battaglia del Medioevo, almeno così è considerata, e fu una vittoria possibile soprattutto per uno dei rari momenti di unità degli Stati europei e generalmente cristiani. Ebbene, se è vero che la battaglia non ebbe delle grandi conseguenze politiche, visto che non contribuì a fermare l'espansionismo turco, è anche vero che fu un momento di grande propaganda e una grande icona, un'icona importantissima nei secoli successivi per la cristianità. Questo momento, questa propaganda fu resa possibile proprio fu tramandata da grandi artisti, prima fra tutti il nostro Palladio, che progettò l'arco di trionfo sul quale oggi siamo qui, sul quale viene celebrato il Consiglio Comunale per celebrare la battaglia di Lepanto. Ecco perché Vicenza in quell'evento storico ebbe un'importanza fondamentale, ciò non soltanto per la partecipazione alla battaglia con le navi o con cospicui finanziamenti, come sappiamo. Mi fermo qui perché non voglio assolutamente entrare nei ulteriori dettagli storici. Ribadisco semplicemente il mio grazie ai relatori, a tutti voi per la vostra presenza e per aver voluto celebrare la battaglia di Lepanto proprio qui nella loggia di Andrea Palladio. Un grazie quindi agli illustri relatori. Un affettuoso saluto al mio ex compagno di liceo Guido Beltramini e quindi cedo volentieri la parola al sindaco. Sì, mi alzo. Una buona giornata a tutti, grazie intanto per la presenza, grazie agli organizzatori, in particolare la Regione Veneto guidata dal Presidente Ciambetti come il Presidente del Consiglio regionale e soprattutto al Consiglio Comunale di Vicenza nella figura di Matteo Reginato, che è anche delegato da me all'identità veneta, una delega importante su cui lavoriamo, e devo dire che il tema dell'identità veneta in questo caso si addice perfettamente al tema, la battaglia di Lepanto, ciò che rappresenta anche per la Repubblica di Venezia con la Lega Santa e la partecipazione a questa battaglia epica del 1571 che oggi ricordiamo, perché è giusto anche farne memoria, per quello che ha rappresentato nella storia degli stati di fatto europei e dell'Europa, del futuro dell'Europa, rispetto ad un'altra parte appunto del mondo. Un ringraziamento va fatto poi a chi presenterà agli esperti questi fatti storici, anche al dottor Beltramini e altri relatori presenti e a Paola Marini che è anche la nostra Presidente della Fondazione di Vicenza, Giuseppe Roi, del Marchese Roi, con la quale collaboriamo in maniera molto fattiva e positiva. Prima di passare la parola al Presidente del Consiglio regionale, che tra l'altro è appassionato di questi passaggi storici, oltre ad essere appunto una figura istituzionale importante e nonché consigliere comunale del nostro Consiglio Comunale di Vicenza, devo ricordare appunto che la loggia del Capitaniato e in particolare la sala su cui poggia, che è Sala Bernarda, il luogo in cui ci troviamo, sono la sede, come diceva giustamente prima il Presidente del Consiglio, appunto del Consiglio Comunale di Vicenza. Quindi il collegamento tra la città
e la loggia del capitaniato è storicamente forte, questo grazie a una figura importante e fondamentale come quella di Andrea Palladio, che ne è stato appunto il progettista. Quindi grazie a tutti per gli interventi e buon ascolto, buona continuazione. Grazie veramente all'amico Francesco Rucco. Un saluto a quanti ci seguono via web e il ringraziamento del Consiglio regionale del Veneto al Comune di Vicenza, al Consiglio comunale vicentino, a Francesco Rucco, a Valerio Sorrentino e, come già diceva appunto il sindaco, un grazie a Matteo Reginato che su questo tema ha speso molte energie e molto tempo. Se anziché badare soltanto a ciò che seguì a Lepanto si pensasse alla situazione precedente, la vittoria apparirebbe come la fine di una miseria, la fine di un reale complesso di inferiorità della cristianità, la fine di un'altrettanto reale supremazia della flotta turca. Prima di fare dell'ironia su Lepanto, seguendo le orme di Voltaire, è forse ragionevole considerare il significato immediato della vittoria. Esso fu enorme, notò Fernand Braudel, convinto che nell'ottica militare lo scontro fu alla fine marginale, ma da un punto di vista sociale e culturale segnò veramente una svolta. Fu la fine di un incubo. Tuttavia, nei mesi immediatamente successivi alla vittoria navale, fu il comportamento delle potenze cristiane a non brillare, né per lealtà né per coerenza, come ebbe a notare Franco Cardini, per cui l'Europa non seppe sfruttare questa vittoria. Credo che noi tutti si debba riflettere su Lepanto e non già per esaltare uno scontro che per molti aspetti fu epocale, ma per evitare l'errore che ne seguì. Nel 1571 l'Europa, un'Europa travagliata dalle divisioni religiose, trovò la forza nelle sue antiche radici cristiane. Nella seconda metà del Cinquecento l'avanzata nell'apparenza inarrestabile dell'impero ottomano aveva seminato in Europa un clima di tensione e speranza, paura e attesa, dal sentore quasi millenaristico. Allora si avvertiva papabile l'approssimarsi di una svolta epocale, di un momento cruciale dal quale sarebbero dipesi i destini delle nazioni cristiane. Già era da tutte le parti il cristianesimo pieno di terrore, scriveva Contarini, nel ricostruire i primi mesi del 1571, e per tutti i cattolici e riformati, protestanti e fedeli alla cattedra romana era chiaro che inimicus crucis, inimicus Europae. Non a caso la vittoria fu salutata come un miracolo persino dal laico Senato veneziano, di chiara cultura laica. Non ebbe dubbi, non virtus, non arma, non ducis, sed Maria Rosari victoris non fecis. Non il valore, non le armi, non i condottieri, ma la Madonna del Rosario ci ha fatto vincitori. Oggi, guardando le battaglie che abbiamo davanti, qual è l'elemento unificante della nostra Europa contemporanea? Io penso che l'elemento unificante sia credere nella libertà individuale, nel libero mercato, ma anche nel welfare state, che ci spinge a dire che nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve rimanere solo. Se l'Europa ritroverà questo spirito, avremo un futuro anche nell'affrontare quella transizione ecosostenibile che costituisce una sfida eccezionale. Io ringrazio i relatori che oggi ci parleranno del passato per spingerci a guardare il futuro con intelligenza. Ringrazio l'associazione Rialto Mio che ha cooperato a questo evento e organizzato la prossima settimana a Venezia per il 16 ottobre la rievocazione storica della processione di Santa Giustina, evento al quale spero possiate partecipare tutti. Processione istituita dalla Serenissima nel 1572 proprio per celebrare il 7 ottobre, giorno della battaglia di Lepanto e giornata dedicata appunto a Santa Giustina. Grazie ancora per chi ci sta seguendo, grazie a tutti quelli che hanno operato per rendere possibile questa giornata e appunto è importante che proprio oggi, il 7 ottobre, ci troviamo a parlare di Lepanto a 450 anni di distanza, a ricordare quanto avvenuto, ripeto, soprattutto per guardare e spingerci
a vedere un futuro con degli elementi unificanti che possano veramente far ritornare l'Europa a 450 anni fa. Grazie ancora e grazie per l'attenzione. Ho accolto volentieri l'invito a venire a illustrare l'evento di Lepanto, di cui oggi, come è stato detto, ricorrono esattamente i 450 anni. Quel giorno era una domenica, non un giovedì, peraltro, e anche questo forse ha un significato. Dicevo, ho raccolto volentieri l'invito perché ovviamente fa parte, prima di tutto, del dovere, direi civico, di un docente come io sono di storia della Repubblica di Venezia, prestarsi a diffondere, no? Delle conoscenze di natura storica che sono, come potete immaginare, ben consolidate, e appunto il problema vero era quello di offrire in pochi minuti, quelli che mi saranno concessi, una ventina di minuti, una sintesi su appunto un evento su cui fin da subito sono state spese migliaia di pagine, fin dalle prime relazioni giunte a Venezia, di cui possediamo ancora traccia, fino ai lavori recenti. E ricordo solo per dimensioni non solo il volumone del collega Barbero, di carattere peraltro divulgativo, ma così divulgativo che trattasi di quasi 800 pagine, ma anche per esempio un libro abbastanza recente del 2017 di Stefan Hans, uno studioso tedesco, un libro purtroppo non tradotto in italiano, ma che tratta sempre 700 pagine, soprattutto del lascito materiale di Lepanto, nel senso dello scambio dei prigionieri, della spartizione del bottino e di queste cose, quindi delle conseguenze importanti sotto vari aspetti di questo evento. Difficile fare sintesi da parte mia, ci ho provato suddividendo il mio discorso in 3 parti. Vedremo rapidamente il fatto, quindi cercheremo di focalizzare il fatto, poi vedremo storicamente, e questo è soprattutto il mestiere dello storico, il contesto in cui avvenne questo fatto, e infine le conseguenze del fatto medesimo, che in parte sono già state toccate da chi mi ha preceduto. La battaglia di Lepanto non avvenne in realtà a Lepanto, che è un porto Naupato oggi che si trova dentro il Golfo di Patrasso in Grecia, e da dove era salpata in realtà l'armata turca. Avvenne invece davanti all'imboccatura del Golfo stesso di Patrasso, nello specchio d'acqua antistante Missolungi e a sud delle isole che i veneziani chiamavano Curzolari. L'esito dello scontro è ben noto. La flotta della Lega Santa Cattolica al comando di Don Giovanni d'Austria, che era il fratellastro del sovrano di Spagna Filippo II, flotta che proveniva da Corfù, inflisse una bruciante sconfitta alla flotta ottomana, composta da più di 200 galee e oltre un centinaio di navigli minori. Di tutte queste imbarcazioni, forse una quarantina uscirono indenni dallo scontro. Molte galee, forse 160, vennero catturate, le altre affondate o abbandonate dopo la disfatta. Forse più di 20.000 furono i caduti in campo ottomano e parecchie migliaia di uomini vennero fatti schiavi, forse circa 8.000. Per contro, i veneziani, comandati dal loro capitano generale Lamar Sebastiano Venier, che avevano contribuito con poco più della metà delle 208 galere cristiane, contarono poco meno di 5.000 morti e altrettanti feriti.
mentre gli altri alleati ne ebbero rispettivamente circa 2.800 e 3.200. I bastimenti perduti dalla flotta della Lega Santa furono invece molto pochi, solamente 17. Le enormi cifre delle perdite umane subite dalle due parti, certo approssimative a causa delle valutazioni anche molto diverse fornite dagli stessi contemporanei, testimoniano della violenza eccezionale di questo scontro marittimo, oltre comunque della epocale vittoria ottenuta dall'armata cristiana, di cui sappiamo. I motivi di questo successo, che apparve subito strepitoso, sono chiari e ben conosciuti. Prima di tutto la superiorità numerica e la qualità delle artiglierie imbarcate dalla flotta alleata. L'armata cristiana poté schierare circa 1.800 cannoni di vario calibro contro circa la metà posseduti da quella turca. Inoltre poté contare sul formidabile fuoco di sbarramento garantito dalle 6 galeazze, grosse galee, venete, al comando di Francesco Duodo, sorta di corazzate anti-litteram, 4 delle quali si riuscì certamente a trainare davanti allo schieramento alleato. Quella comandata da Agostino Bragadin poté addirittura girarsi e investire con le sue scariche la linea ottomana anche da Tergo. Più che una magnifica improvvisazione, come è stata chiamata da un grande storico navale e militare statunitense, che si chiamava John Will Martin Jr., questa innovazione rappresenta piuttosto l'apice di un sistema complesso, il risultato sul piano militare di un'evoluzione politica, tecnica e mentale che coinvolse la Serenissima nei decenni centrali del XVI secolo e di cui facevano parte l'arsenale con i suoi squeri e le sue fonderie, le nuove formidabili fortezze terrestri e marittime, le nitriere, le fabbriche di polvere e le polveriere. Tutte costruzioni materiali che hanno lasciato tracce ancora oggi ben visibili e che costituirono originali soluzioni in senso tanto architettonico quanto culturale del Rinascimento maturo. In secondo luogo, la superiorità degli alleati. Vi ricordo che oltre a Venezia, la Spagna e il Papa erano presenti anche Genova, i ducati di Savoia, Urbino e Toscana, nonché il sovrano ordine di Malta, era data dal numero di uomini armati, circa 36.000, ai quali si aggiunsero alla bisogna i circa 30.000 rematori ferrati, rematori liberi, sottolineo, cioè e armati di spada e in parte anche protetti da elmo e corazza. Gli ottomani potevano invece disporre solamente di circa 20.000 combattenti, mentre i rematori sui banchi erano in maggioranza galeotti incatenati al remo, per lo più cristiani catturati in precedenza. Inoltre, la maggior parte dei soldati della Lega Santa disponeva di archibugio ed era sempre corazzata, mentre i turchi lo erano raramente, non usavano corazze, e per la stragrande maggioranza, formata dai cosiddetti sipai, disponevano solo di scudo, lancia e frecce. Infine, le imbarcazioni. Le galee turche non disponevano di pavesate, cioè di protezioni sulle fiancate, molto utili contro proiettili e frecce, né disponevano di rembate, cioè di quelle piattaforme di prua che garantirono alle galee cristiane una maggiore protezione delle artiglierie poste appunto a prua e che consentivano ai soldati di avvantaggiarsi della loro posizione sopraelevata nel momento dell'impatto con un bastimento nemico, l'arrembaggio appunto, che deriva da rembata. Detto così, l'esito dello scontro non poteva essere diverso, ma non si può negare che la determinazione, il coraggio e il cemento ideologico fornito dal momentaneo spirito di crociata non avessero avuto una loro parte, nonostante i contrasti che pure avevano diviso gli alleati sulla condotta da tenere fino alla vigilia stessa della battaglia. Passiamo adesso al contesto. Il contesto storico in cui si colloca Lepanto è prima di tutto quello dei periodici picchi di aggressività mostrati dall'impero ottomano sul versante mediterraneo. Non bisogna dimenticare però che dal 1453, l'anno della caduta di Costantinopoli, al 1797, l'anno di caduta della Serenissima,
Gli anni di guerra tra Venezia e turchi furono in tutto 66, contro ben 278 di pace, durante i quali i veneziani godettero di un posto privilegiato negli scambi commerciali con l'Oriente. Ciò nonostante, per lungo tempo e almeno fino al secondo assedio di Vienna del 1683 e alla prima guerra di Morea, 1684-99, la principale chiave di lettura del problema è la volontà ricorrente dei sultani ottomani di estendere verso occidente i propri domini. Così era accaduto con Solimano I, detto il Magnifico, che sul versante mediterraneo conquistò Rodi nel 1522, poi Algeri, poi Tunisi, che poi riperse e infine venne ripresa dagli ottomani, infine attaccò Corfù veneziana nel 1537. Il primo dei grandi conflitti turco-veneziani del Cinquecento si concluse nel 1540 con la perdita di Nauplia, Napoli di Romania, come la chiamavano i veneziani, e di Malvasia, Monevassia, di alcuni presidi veneziani nelle Cicladi e in Dalmazia, e con un risarcimento da parte veneziana di 300.000 ducati. Al centro di questo conflitto ci fu una prima Lega Santa promossa da Papa Paolo III Farnese, lo stesso che indisse il Concilio di Trento, e la battaglia navale che si svolse all'imboccatura del Golfo di Prevesa nell'ottobre del 1538. La condotta quantomeno ambigua del comandante genovese Andrea Doria, capitano della flotta imperiale, impedì agli alleati di intraprendere un'azione efficace, nonostante l'impegno profuso dalle 55 galee veneziane al comando di Vincenzo Cappello. Dopo la pace, la strategia adottata dai veneziani fu quella di evitare le occasioni di aperto conflitto sul mare, ritirandosi verso il nord dell'Adriatico ogni volta che le squadre navali ottomane si presentavano all'altezza delle isole Ionie. Era la cosiddetta politica dello scanso, la definizione dell'epoca, ossia una neutralità passiva che rispondeva alla necessità di salvaguardare gli enormi interessi legati al commercio marittimo con l'Oriente e a una reale assenza di fanatismo da parte veneziana. Il problema con i turchi non era certo profondamente legato alla diversità religiosa, tanto che nell'autunno del 1509, dopo la disfatta di Agnadello, il governo veneziano aveva potuto avviare serie trattative per un'alleanza organica con il sultano. A preoccupare costantemente Venezia era casomai l'imprevedibilità della politica estera ottomana, combinazione della loro potenza con un sistema fortemente autocratico di governo, e che la costante e vigile presenza dell'ambasciatore veneziano, il cosiddetto Bailo a Costantinopoli, poteva solo in minima parte mitigare. La funzione di terzo incomodo in questo quadro venne rivestita prima dall'immenso impero di Carlo V d'Asburgo e poi dal regno di Spagna di suo figlio Filippo II, del resto saldamente legato al ramo degli Asburgo d'Austria. Qui il discorso si farebbe molto lungo e complicato. Ci basti però dire che dopo il 1536, quando il Ducato di Milano passò definitivamente in mano spagnola, i domini terrestri della Serenissima, acquisiti nei primi decenni del secolo precedente, si trovarono stretti tra i domini austriaci dall'Istria fino al Trentino a nord e il Ducato di Milano a ovest, mentre a sud il Ducato di Mantova e quello di Ferrara e infine lo Stato Pontificio vennero sempre più assorbiti dall'orbita spagnola. A causa di questa realtà geopolitica, la Serenissima fu costretta ad abbandonare da parte sua ogni velleità di protagonismo sul versante continentale italiano e ad adottare un atteggiamento di neutralità, che diventò parte del suo stesso mito di governo, ma che in fin dei conti finì col tempo per marginalizzarla su uno scacchiere europeo sempre più condizionato dal confronto tra le grandi potenze. Nel frattempo, il Mediterraneo occidentale era diventato un lago spagnolo, per la presenza dei viceregni italiani di Sicilia, Sardegna e Napoli, per le sue enclave in Marocco, nonché per l'alleanza organica con la Repubblica di Genova. A questo possiamo anche aggiungere la presenza sempre più ingombrante delle marinerie francese, olandese e infine inglese, interessate a spartirsi traffici, commerci e, perché no, anche prede
piratesche lungo le coste del mare interno. Venezia fu costretta ad accettare questa amara realtà che implicava un ridimensionamento del suo ruolo marittimo. Attorno alla metà del Cinquecento non le restava che rivendicare quel dominio sull'Adriatico che rimase sempre come sua propria vocazione se non come realtà di fatto, e difendere ciò che ancora restava, e non era poco, del suo stato da mar, che aveva come suoi capisaldi le grandi isole greche di Corfù, Creta, Candia, vero, per i veneziani, e Cipro, quest'ultima fondamentale per le rotte verso l'Egitto e la Siria e che Venezia aveva acquisito in via definitiva nel 1489 e che perse per sempre nel 1573. Veniamo ora alle conseguenze. La battaglia di Lepanto, ma mi pare è già stato anche sottolineato, non fu decisiva né decise le sorti della guerra in cui si andò a inserire. La cosiddetta guerra di Cipro, appunto, era iniziata nei primi giorni di luglio del 1570 con lo sbarco di un esercito turco forte di 50-60 mila uomini sulla costa meridionale dell'isola di Cipro, dopo l'ultimatum recapitato a Venezia per il tramite del Chavus, inviato, Kubad, che si presentò al Senato il 27 marzo, ultimatum che venne poi rapidamente respinto. Pochi mesi dopo il luglio del 1570, ed esattamente il 9 settembre, cadde la capitale Nicosia, da poco fortificata a cura di Giulio Savorgnan, al quale si deve tra l'altro la più tarda ideazione di Palmanova. L'espugnazione avvenne al termine di un sanguinoso assedio iniziato alla fine di luglio e dopo il fallimento dell'ultima sortita tentata il 15 agosto per alleggerire la pressione sui 4 baluardi già investiti dai turchi. Una sortita che venne condotta dal vicentino Cesare Piovene, che rimase ucciso nello scontro. Il 22 agosto iniziò anche l'assedio di Famagosta, l'ultima facciaforte conservata a Creta, che si arrese ai turchi solo il 1 agosto del 1571, dopo una strenua resistenza. La notizia, assieme a quella dello sterminio a sangue freddo dei comandanti veneti, giunse alla flotta di Don Giovanni solo il 5 ottobre, giusto all'antivigilia della battaglia di Lepanto. In questo momento l'avanzata ottomana poteva ancora sembrare inarrestabile. Durante l'estate del 1571 i turchi avanzarono sulle coste e sulle isole albanesi, greche e dalmate, e arrivarono a devastare Corfù, senza riuscire però a toccare l'arsenale e la formidabile fortezza veneziana. Addirittura il corsaro Karaoggia arrivò a incrociare davanti alla laguna di Venezia, così che il governo non lesinò impegno e spese per rafforzare le difese della capitale stessa, in particolare sulla linea dei Lidi, in vista di un attacco turco in forze alla stessa città. Non per questo Lepanto rappresentò una vera e propria rivincita. La flotta della Lega, una Lega seglata il 2 luglio del 1571, di fatto rinunciò a sfruttare il momentaneo vantaggio acquisito, complici le difficoltà di riorganizzazione e di riparazione delle perdite subite, la stagione avanzata, eravamo già in autunno, e le divergenze sempre presenti in campo alleato, non ultime quelle riguardanti la spartizione del bottino fatto a Lepanto. Così, subito dopo la battaglia, la campagna bellica ebbe subito fine e ci si preparò semplicemente a svernare nelle rispettive basi navali. La ripresa delle ostilità l'anno successivo vide inizialmente impegnati i soli veneziani al comando di Jacopo Foscarini, che aveva di fatto sostituito Venier, molto sgradito a Don Giovanni d'Austria, cosa che non gli impedirà più tardi di diventare doge, peraltro. Nel mese di agosto le galee veneziane si riunirono nuovamente con quelle spagnole e pontificie, senza che si andasse oltre a una serie di episodi minori, con scarsissimi risultati, in una campagna navale che si dipanò attorno al Peloponneso occidentale. Soprattutto divenne sempre più chiaro che gli interessi di Filippo II non coincidevano con quelli di Venezia. Quest'ultima mirava infatti alla restituzione dei territori sottratti, se possibile anche di Cipro, ovviamente, mentre il re di Spagna mirava piuttosto a un'eventuale riconquista di Tunisi,
persa nel gennaio del 1570. Inoltre, gli olandesi si mostrarono nuovamente determinati nella loro ribellione alla monarchia spagnola, infliggendo dure perdite alle truppe del duca d'Alba e manovrando sul mare, la Manica, con l'aiuto della Francia e dell'Inghilterra. Del resto, il governo veneziano aveva anch'esso sempre nutrito qualche incertezza sulla opportunità di spingere il conflitto fino alle sue estreme conseguenze e nutriva almeno altre due gravi preoccupazioni. Primo, la disastrata situazione finanziaria causata dalla guerra. Nel 1574 i soli interessi sui titoli del debito pubblico raggiunsero i 702.000 ducati, cioè circa la metà delle entrate fiscali di quell'anno. Se avessimo noi oggi un parametro di questo tipo avremmo certamente il panico, credo, no? E, secondo motivo, la stessa crescente potenza dei due regni asburgici, i cui territori circondavano, come abbiamo detto, come in una morsa, quello della Repubblica. Tutto questo portò infine la Serenissima a ricercare una nuova pace separata con i turchi, che venne siglata infine a Costantinopoli il 7 marzo del 1573. La salvezza di Creta e di ciò che ancora restava dello Stato d'Amar venne raggiunta ancora una volta a caro prezzo: la perdita definitiva di Cipro, come abbiamo detto, e un nuovo versamento di 300.000 ducati al sultano. Qui bisognerebbe magari aggiungere tutte le cifre che erano state spese in donativi e in altre cose per la trattativa, ma sorvoliamo sul tema. I risultati, tutto sommato insoddisfacenti, e i costi umani e finanziari delle campagne militari intraprese nel 1570, 71 e 72 portarono dunque il governo veneziano a tentare di ripristinare un punto di equilibrio con gli ottomani. La pace, nonostante il pesante risarcimento, era più soddisfacente della guerra, soprattutto in relazione alla necessità di non turbare oltre l'andamento dei traffici, dato che le favorevoli clausole commerciali con i turchi restarono in vigore. Poi lascio a Guido Beltramini di spiegare come mai qui c'è anche la pace, no? E non solo la battaglia. E allora, perché Lepanto poté sembrare fin da subito una rivincita e non solo per Venezia? Perché un episodio felice di una guerra in realtà persa diventò un simbolo tanto duraturo? Indubbiamente c'è un aspetto di psicologia collettiva che ha a che vedere da un lato con la presunta invincibilità ottomana dopo oltre un secolo di continua espansione e la creazione di un enorme impero che minacciava il Mediterraneo e, dai Balcani, il cuore stesso dell'Europa. Dall'altro, con la diversità religiosa, politica, di usi e di consuetudini in un'epoca tutt'altro che incline alla tolleranza. È stato già detto, in Francia in questo momento, cioè il momento di Lepanto, sono già esplose le guerre di religione, quindi le guerre civili francesi. Il risultato della battaglia, conosciuto a Venezia il 18 ottobre, diede così luogo a una serie innumerevole di feste e di trionfi, in laguna come in terraferma, e da qui l'eco si riverberò in tutta Europa, influendo profondamente sull'immaginario collettivo. E qui potrei chiosare dicendo, visto che ci troviamo qui oggi, questo impatto è durato finora e ha dato luogo appunto a una serie infinita, direi quasi, di riflessioni. Ma al di là del mito e degli intenti propagandistici che vennero fin da subito massicciamente perseguiti dai veneziani tramite la storiografia, la letteratura, l'iconografia e l'architettura, il vero punto fermo è che per oltre 70 anni dopo Lepanto gli ottomani rinunciarono a imprese navali nel Mediterraneo, benché la ricostruzione della loro flotta fosse stata fulminea già dal 1572. Semplificando, Lepanto contribuì in modo decisivo alla costruzione di un lungo periodo di equilibrio sul mare tra le potenze veneziana, spagnola e ottomana, al netto degli episodi di pirateria sempre molto pericolosa, quella cristiana, chiamiamola così, del Quarnaro, e quella, chiamiamola musulmana, sulla Narenta e nel Nord Africa. E
al netto anche della crescita di nuove realtà come quelle della piccola Repubblica di Ragusa-Dubrovnik, che della pace peraltro si avvantaggiarono non poco. Ma la pace fu vantaggiosa anche e soprattutto per Venezia, nonostante le pesanti critiche cui il Consiglio dei 10, che era stato il motore della stipulazione della pace, e il cosiddetto Partito dei Vecchi vennero fatti oggetto in seguito al presunto cedimento davanti all'impero turco, fino all'ingenerosa accusa rivolta da Filippo II a Venezia di essere la Amancebada, cioè la concubina del sultano. Proprio nei decenni dopo Lepanto, la Serenissima raggiunse il culmine della sua età dell'oro in campo economico, civile e culturale, di cui le meraviglie che adesso vi illustreranno Guido Beltramini e Paola Marini sono solo due tra gli innumerevoli esempi. Grazie. Tutti, vorrei ringraziare molto Valerio, con cui abbiamo diviso la classe per molti anni, il sindaco e il presidente Ciambetti per l'invito graditissimo. È difficile parlare dopo Walter, veramente una bellissima, ho imparato moltissimo e mi fa piacere quello di averti sentito, perché vorrei cominciare con qualcosa che viene da questo piccolo libro, che è la sceneggiatura di uno spettacolo che facemmo in Basilica nel 2003, scritto dal professor Burns, il quale aveva trovato e aveva usato, mettendolo in bocca ai protagonisti dello spettacolo, una bellissima cronaca che racconta l'arrivo a Venezia della notizia di Lepanto, che è uno dei pezzi più emozionanti di quello spettacolo. Stanno parlando un deputato di Vicenza e Fabio Monza, amico di Palladio vicentino, e gli dice: ma sono andato l'anno passato per comprare, dice Fabio Monza, delle gioie per mia fiola, innanzi che si sposi, e stavo lì quando venne la novella della grande vittoria navale contro il turco. Il deputato gli chiede: ma com'è arrivata a Venezia? Si sentì prima a Rialto? Monza dice: no, è arrivata prima a San Marco. E chi l'ha portata la novella? Un augello. Un augello, chiede il deputato. Sì, e qui comincia la citazione di questa cronaca, che è ancora inedita, che è conservata al British Museum. Al 19 ottobre passà, a ora di sesta, che è l'ora di Rialto, mentre ognuno era intento alle sue faccende, e quando che meno si sperava bene alcuno, sì per le lettere fresche d'armata che accusavano desperazione di far cosa alcuna, sì perché il tempo era molto avanti, ecco compar un augello dal cielo, ecco una galea. Quella non è appena di lontano veduta che ognuno intende quello che ella porta. Prima che parli ognuno grida sino al cielo: vittoria, vittoria, viva, viva. In un momento tutta la città lo sa, tutta grida e tutta corre alla piazza. Ognuno impazzisse, tutti raccontano l'allegrezza, per la quale chi ride, chi piange, chi corre, chi salta, ognuno s'abbraccia. Il povero e l'ignobile è compagno e fratello del ricco e del nobile. Si basciano insieme, non vi è differenza di sesso, di grado. Tutti rendono grazie a Dio e a gara vogliono vedere, vogliono avvicinarsi alla galea. Non bastano tutte le gondole, e quella ripiena di trofei di turchi faceva bellissimo spettacolo.
Ognuno come pazzo, non contento del veder, tocca, bascia, abbraccia li remi. Altri poi, in grandissima coppia, corrono in collegio, cioè a Palazzo Ducale, e per la gran frequenza aprono le porte ben chiuse, affrontano tutti il principe, cioè il doge. Vi è poco rispetto, vi è grande amorevolezza, chi gli bascia la mano, chi la veste, chi il piede. Ecco che compare il gran nunzio di tanto bene, il magnifico signor Giustiniano, governatore della Galea. Ecco che gli portano di petto. È così stanco e stretto che altro non può parlar e riferir se non con voce interrotta: vittoria grandissima, serenissimo principe, è rotta l'armata nemica, è presa e arsa, e la nostra è salva. E capirete come questa carica emozionale che questa cronaca cinquecentesca che racconta qualcosa successo 405 anni fa oggi, fa sì che anche nel cuore della nostra città si interviene a ricordare per sempre questo momento. Dovete immaginare che c'era già la basilica, o meglio, c'era la parte bassa della basilica ancora. Tra l'altro, quando piove, fate caso, vedete che le pietre della basilica sotto sono tutte bianche, sopra sono anche rosa, perché sotto è stata seguita tutta dai provveditori della basilica, cioè da membri della classe dirigente vicentina che tenevano personalmente i conti della basilica. La parte sopra è stata data in appalto ai costruttori che, vedete, hanno usato pietre scadenti, quindi questo, come dire, è un monito fantastico secondo me per i nostri amministratori come senso di responsabilità verso la città. Plastica visione. L'idea però, naturalmente, sapete che la basilica è un edificio civico, cioè un edificio della città. Davanti ad essa il potere veneziano vuole, come dire, insediare la propria rappresentanza. Questa è la loggia del capitano, cioè del capo militare di Vicenza, per conto di Venezia, quello che oggi sarebbe il questore, diciamo, per intenderci, mentre il prefetto era il responsabile politico. Qui c'era in antico già una loggia, che è quella che trovate sotto, ma viene creata una sala per le udienze, che è quella dove siamo. La cosa interessante è che vedete che Palladio, con grande libertà creativa, non si fa problema a costruire un edificio completamente diverso davanti a quello che aveva cominciato a costruire nel 1549. Perché vedete che la basilica ovviamente è bianca di pietra e dove siamo adesso, la loggia, invece vedete un edificio di mattoni rosso. Pensate che addirittura i mattoni erano coperti di una vernice rossa a contrasto con il bianco delle basi e dei capitelli, cosa che a noi vicentini fa un enorme piacere, diciamo. Però il contrasto era veramente violento fra i colori, è che amplifica anche in qualche modo il contrasto fra un edificio della giovinezza di Palladio, che è la basilica, e un edificio della sua maturità, quando si sente più sicuro. Il fianco della loggia viene configurato, vedete, come una specie di, noi lo chiamiamo arco trionfale, ed è esattamente quello che è. Questo è un disegno di Palladio per un arco trionfale mai realizzato, e vedete quanto è simile alla parte bassa della nostra loggia. Vedete addirittura che c'è proprio previste delle statue fra le semicolonne, e quindi il fianco della loggia è disegnato per essere, come dire, un elemento celebrativo della vittoria. Ma come mai? Ma è normale avere oggetti del genere nella Vicenza del Cinquecento? Sì, lo è, perché pensate che quando prende possesso della città il vescovo Ridolfi, nipote di Lorenzo il Magnifico, Palladio fa una specie di gigantesca scenografia su tutta la città di Vicenza, cioè riveste gli edifici con delle facciate all'antica, come se Vicenza si trasformasse per un giorno in una specie di Roma antica. Vedete, si comincia con un grande arco di trionfo davanti a Porta Castello,
Poi dentro lo spazio del castello c'è una grande grotta di frasche, ma appena fuori è quell'elemento azzurro, c'è una statua colossale della sicurezza. Poi vedete lungo Corso Palladio obelischi, statue, un altro arco trionfale in fondo, il numero 6. Poi questo percorso che viene fatto poi dal Vescovo quando entra in città col suo seguito, arriva in piazza dove c'è la nostra rua. Dietro il Duomo c'è una meta, vedete una di quelle piramidi che si usavano al Circo Massimo per far girare le bighe, e in fondo pensate alla fine che la facciata del nostro Duomo gotico è stata per un giorno da Palladio trasformata in una facciata di tempio antico. La cosa sorprendente è che siamo nel 1543, Palladio non è ancora nessuno, è all'inizissimo della sua carriera, ancora i documenti lo chiamano Andrea Di Pietro Tagliapiera, eppure ha come una visione, cioè vede la Vicenza che sogna di costruire, una Vicenza che anziché fatta di edifici gotici sia fatta da edifici ispirati a Roma antica. E gli archi di trionfo sono proprio gli elementi dei nodi di questa sua visione di Vicenza. Naturalmente Palladio, che è un grande architetto, è ipersensibile al rapporto con quello che sta intorno ai suoi edifici, cioè le relazioni fra l'edificio e il contesto. E se voi guardate questa immagine della nostra loggia del Capitaniato, vedete che ha una soluzione diversa in facciata e sul fianco. In facciata ha delle gigantesche colonne, vedete? Alte come 2 piani, ed è perché la facciata della loggia del Capitaniato ha di fronte a sé la grande piazza, quindi un grande spazio aperto. Invece il fianco è aperto su Contrà del Monte, quindi su una via stretta, e quindi Palladio deve inventarsi qualcosa. Ed ecco che arriva questa necessità straordinaria di celebrare Lepanto. E quindi Palladio può inventarsi una struttura che si ispira agli archi trionfali romani antichi e ricorda per sempre la battaglia. Questo era tra gli edifici più, come dire, creativi di Palladio, perché quando voi leggete i 4 libri, Palladio dice che un edificio deve essere come un corpo umano, deve avere 2 orecchie, non una sola, 2 occhi, un naso, cioè deve esserci corrispondenza. Invece vedete che nella nostra loggia c'è una facciata e un fianco completamente diversi. Questa è una grande novità che Palladio crea, proprio la rottura di una tradizione. Noi siamo abituati a immaginarci Palladio come un grande architetto classico, per noi Palladio è classicismo, tradizione. Invece ai suoi tempi Palladio era in grado di costruire un edificio veramente pazzo per l'epoca, secondo le logiche costruttive. Se voi avete presente le architetture di Frank Gehry, per esempio, del grande architetto americano del Museo Guggenheim di Bilbao, questo stranissimo edificio palladiano che ha facciate e fianchi diversi, colonne giganti e colonne piccole insieme, in cui poi l'architettura, vedete, si intreccia con la decorazione. Vedete che non c'è solo architettura come nella Basilica, ma vedete che le superfici sono piene di decorazioni, figure, trionfi, fame che suonano, figure della fama che suonano le trombe. C'è proprio una integrazione del Palladio maturo fra l'apparato decorativo e l'apparato architettonico. E vi rendete conto che è esattamente l'opposto di quello che è la Basilica, che invece è un edificio minimalista, diremmo oggi, dove la decorazione non c'è ed è solamente, come dire, nelle statue in continuità con le colonne. Questa grande creatività di Palladio fa sì che questo edificio della Loggia Bernarda è sempre stato guardato con una certa perplessità dai palladianisti dei secoli successivi, proprio per la sua libertà creativa, proprio per il fatto che è anche frutto di un'operazione mentale, perché vedete che nel fianco c'è quella grande balaustra lunga,
e vedete che ci sono dei pezzi di quella balaustra anche fra le grandi colonne della facciata, perché Palladio ragiona come se lui avesse inserito un grande cassetto dal fianco e pezzi di quell'elemento si vedono anche nella facciata. Quindi un edificio molto sofisticato, molto complesso, di grande ricchezza. È stato il capitano veneziano a chiedere a Palladio qualcosa di diverso da quello che Palladio aveva fatto per la città, perché ricordatevi che qui ci sono due poteri che si confrontano. Qui c'è il potere di Venezia, lì c'è il potere di Vicenza, il potere della città. Come? Ecco, bene. Quindi sono proprio due poteri. Sapete che Venezia conquista la terraferma all'inizio del 400 e dovete anche pensare che se voi siete un aristocratico vicentino, essere diventato parte della Repubblica di Venezia non è proprio un grande affare, perché se voi non siete nati a Venezia non diventerete mai senatori, mai dogi. Quindi la grande aristocrazia vicentina, anche molto antica, pensate ai San Bonifacio o i Collalto che arrivavano addirittura dagli ottoniani, non avete nessuna possibilità di carriera politica. Ed ecco che i vicentini, quindi i rampolli delle famiglie vicentine, andavano nelle grandi corti europee, pensate ai Valmarana, che sono talmente legati alla Spagna che l'ambasciata spagnola nel 1576, durante la Grande Peste, come ha dimostrato Andrea Savio, si sposta a Vicenza in Palazzo Valmarana. Allora, il fianco della loggia celebra la grande vittoria di Venezia, a cui però hanno contribuito, come sapete, anche molto i vicentini con 2 navi. Come diceva Walter, ci sono 2 statue che credo che tutti noi vicentini sin da piccoli abbiamo guardato, letto con difficoltà. Adesso non so se abbiamo dei ragazzi che fanno latino a scuola collegati, ma io mi ricordo la mia professoressa di latino che ci chiedeva cosa voleva dire palmam genuere carine. Genuere che cos'era? E genuerunt, quindi le carene, le chiglie delle navi generarono la palma della vittoria. Quindi la prima statua celebra, come diceva Walter, la vittoria di Lepanto. La seconda statua invece è la statua Bella sicura qui esco, che anzi secondo me ho sbagliato, è Belli sicura qui esco, invece qui è riposo sicura protetta dalla guerra. Invece questa è la statua che celebra la pace. In cima ci sono un'altra serie di statue che sono state variamente attribuite come la virtù, l'onore, le 2 più estreme, su cui però si potrebbe discutere di più, ma forse oggi non è il caso. Un'ultima notazione: Palladio è fierissimo di questo suo edificio, tanto che fa una cosa che non fa mai. La prossima volta che uscite di qui e passate per Contrà del Monte, fateci caso. Qui, sulla trabeazione qua, c'è una scritta. E la scritta è Andrea Palladio Architetto. Cioè Palladio firma la sua architettura. Siamo nel 71, Palladio ha pubblicato i 4 libri dell'architettura l'anno precedente, quindi non ha potuto inserire la loggia del capitaniato fra le sue opere e quindi la firma, come a volerne proprio rivendicare la paternità. Tanto è, come dire, forte l'entusiasmo e la passione. E guardate bene il fianco, vedete come gli stucchi, che in parte sono caduti, occupano sostanzialmente tutta la parte delle murature. È proprio questa integrazione fra architettura e decorazione a rendere la loggia del capitaniato uno degli edifici palladiani più interessanti, proprio segno di una straordinaria maturità creativa.
Ma come mai? Com'è possibile che lo stesso architetto faccia la basilica minimalista e poi faccia la loggia del capitaniato? In uno dei casi rarissimi, perché a pochi architetti è concesso di tornare 2 volte sul luogo del delitto, pochi architetti riescono a costruire 2 edifici uno di fronte all'altro a distanza di 20 anni. Quello che è successo, e che mi piace molto guardando questo edificio, è che la basilica è una basilica progettata da un palladio giovanissimo, il quale ha cominciato a conoscere Roma, l'architettura romana antica, non a Roma, ma a Verona, città poco distante da qua. Una città dove Palladio ha potuto conoscere una romanità provinciale, barbara, in cui l'architettura e la decorazione si univano in maniera fortissima, iperdecorata. Poi Palladio, dopo aver conosciuto le antichità veronesi, si sposta a Roma, lì vede l'antichità classica, diciamo, a Verona per come dire vede il Satiricon di Petronio, a Roma invece vede Cicerone, il latino aulico, e quindi su quello impronta la sua architettura dei primi 20 anni della sua vita. Ma qui siamo molto avanti negli anni. Palladio ha 60 anni, ne ha viste tutte, ha costruito a Venezia le grandi chiese. È un Palladio sicuro, che quindi ha la forza di tornare alle sue origini, ha la forza di tornare a quella unione fra decorazione e architettura che aveva visto da ragazzo a Verona. Non ha più paura di farlo in qualche modo. È un Palladio sicuro di sé, un Palladio maturo, e, come dire, se quello è un Palladio in bianco e nero, questo in un certo senso è un Palladio a colori. Quindi è qualcosa che rende questo edificio veramente straordinario. Grazie. Buongiorno, ringrazio anch'io il Presidente Ciambetti e i suoi collaboratori dell'invito, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale di Vicenza. Sono sempre occasioni straordinarie che finalizzano qualche nostra lettura e soprattutto ci danno l'occasione di ascoltare i nostri colleghi, anche loro impegnati in una sintesi straordinaria. Devo dire che l'intervento di Guido Beltramini, dopo quello così rigoroso di Walter Pancera, ci testimonia come le testimonianze materiali rappresentate dall'architettura e dalla pittura, ma anche dalla cronaca con cui arrivò a Venezia la notizia della vittoria di Lepanto, aiutano a restituirci l'emozione viva della storia. Quindi le arti come uno strumento di immersione, di avvicinamento a questa vicenda di cui adesso sottolineiamo i 450 anni.
Come è stato detto, l'epato fu anche un grande fatto mediatico, in questo senso psicologico di reazione a lunghi decenni di espansione dell'impero ottomano, suscitarono una sorta di reazione psicologica, di liberazione, una sorta di euforia che fu testimoniata dalla redazione di ballate, canzoni, quelli che noi oggi chiameremmo instant book, una serie di comunicazioni a cui è appoggiata molta della produzione artistica, che è vastissima e che si estende dai luoghi fisici del potere, alcuni dei quali noi vedremo in questa carrellata delle immagini, fino alle residenze private. Quindi permettetemi di cercare di, come dire, far rivivere fisicamente questo momento attraverso una piccola scelta di immagini fatta forse con un certo significato e cercando un filo conduttore. Vediamo ad esempio qui, cominciamo con alcuni dei volti dei protagonisti. A sinistra Sebastiano Venier, il capitano generale d'Amar della Repubblica di Venezia, cui il successo di Lepanto fruttò qualche anno dopo, nel 1577, l'elezione al dogado, e di fronte il bailo, vale a dire l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli, Marcantonio Barbaro. Si potrebbero sottolineare i punti di differenza, vale a dire come in Sebastiano Venier, che ormai era in età piuttosto avanzata, il pittore Tintoretto, Jacopo Tintoretto, qui in un ritratto del Kunsthistorisches di Vienna, voglia sottolineare quel carattere piuttosto spigoloso che fu solo in parte attenuato dalla mediazione di Agostino Barbarigo, il provveditore generale della Serenissima, e che causò alcuni scontri con Don Giovanni d'Austria, il comandante generale della flotta. E tuttavia voi capite che il fatto clou della battaglia è presente proprio nello sfondo. Qui forse possiamo vedere in Tintoretto questo sguardo piuttosto forte del Venier, mentre in maggiore, diciamo, morbidezza del carattere, del temperamento di Marcantonio Barbaro, il quale all'inizio non credette da bailo a Costantinopoli che veramente la flotta si stesse armando, e poi con l'avanzare del tempo si dovette ammettere e quindi mandare notizie in questo senso a Venezia, e che durante il momento degli scontri venne praticamente chiuso in casa, murato vivo, gli murarono addirittura le porte e le finestre da cui faceva cadere messaggi in strada, e che tuttavia, come proprio tiene in mano il documento con cui pochissimo tempo dopo la vittoria cominciò quasi subito a trattare la pace con l'impero ottomano, che venne sottoscritta pochissimi mesi dopo e il cui documento si conserva ancora all'Archivio di Stato di Venezia. Vorrei dire che questo ritratto, attribuito già in passato a Veronese, ora Scuola Veneta, anch'esso un bellissimo ritratto del Kunsthistorisches Museum di Vienna, e vorrei dire ancora qualcosa sulla figura di Marcantonio Barbaro, che noi conosciamo, a proposito di legami palladiani, anche come uno dei due committenti della Villa di Maserri insieme con il fratello Daniele.
Era anche, come molti dei gentiluomini veneziani, disponibile al servizio dello Stato e pronto a passare da incarichi diversi, ma sempre tenendo un grande interesse per le arti figurative. Mi viene in mente, ad esempio, Guido Beltramini mi ha fatto vedere l'ingresso a Vicenza del vescovo Ridolfi, cioè questi allestimenti effimeri che si preparavano nelle città, che sono molto importanti per far capire quasi la temperatura dell'arte e della cultura in quel momento, e Marcantonio Barbaro fu uno dei responsabili del grande apparato per l'arrivo nelle lagune, in laguna, di Enrico di Valois, che sulla strada di Parigi venne accolto al Lido di Venezia impiegando gli stessi artisti di cui stiamo parlando, vale a dire Tintoretto, Veronese e così via. Un'altra cosa ancora, ho visto le differenze del temperamento di questi due personaggi, ma vediamo i punti di unità, che sono quelli, il fatto di aderire entrambi a un grande modello che aveva inventato il grandissimo Tiziano, il modello della ritrattistica, dove comunque l'apertura sul paesaggio è molto importante, e nel caso di Marcantonio Barbaro è proprio il paesaggio che si vedeva dall'ambasciata veneziana a Pera e che era modellato su una incisione che si conosce perfettamente. Invece più difficile, visto il carattere poco propensa alla raffigurazione della cultura islamica, di Solimano II. Solimano II, quindi il grande antagonista, in una miniatura che è conservata al Museo Aga Khan di Istanbul, e dove Solimano, figlio del grande Solimano il Magnifico, è ritratto più grande del vero, quasi, nonostante il paradosso, l'ossimoro quasi del fatto che si tratta di una miniatura, a sottolineare forse la sua propensione per le abbondanti libagioni, ciò che tuttavia non gli impedì di essere anche attento alle arti, soprattutto bibliofilo e patrono dell'architettura. È interessante e curiosa anche la figura dell'autore di questa miniatura, Eidar Reis, che fu insieme pittore, poeta e comandante navale, il che ci può dare un po' di profondità magari anche sulle personalità di alcuni dei personaggi che erano impiegati nelle galee che si scontrarono a Lepanto. E prima di arrivare al dipinto di Andrea Vicentino, che è al centro della nostra trattazione, vorrei fare anche un piccolo, breve, rapido percorso attraverso alcune altre immagini. Questa, ad esempio, è un dettaglio uno dei due affreschi che Giorgio Vasari, il grande pittore e anche biografo degli artisti, realizzò nella Sala Regia in Vaticano per invito del successore di Pio V Ghislieri, Gregorio XIII, perché ci fu un rapido avvicendamento. Il Papa morì, il Papa Inquisitore, che era stato il principale sostenitore della Lega Santa, morì poco dopo, e il suo successore si fece carico di portare avanti la celebrazione artistica di questa grande vittoria. E qui vedete in grande vista, a sinistra in basso, la fede, senza la quale si trattava di guerra sostanzialmente di religione, come è stato detto, che proprio sovrasta il turco alla sua sinistra abbattuto e che innalza i simboli della religione. Quindi grandi celebrazioni nei palazzi vaticani, che continuano anche con la grande galleria delle carte geografiche che venne affidato a Ignazio Danti. Siamo nel 1583, il clima è proprio quello della Controriforma, e anche l'idea di una sorta di visione dell'Italia come se si stesse camminando sugli Appennini
con a destra la parte orientale, a sinistra la parte occidentale, e in grande rilievo la battaglia di Lepanto, dove in questo caso vediamo proprio la precisa derivazione da quelle stampe che vennero incise all'istante e che vennero divulgate proprio come le stampe popolari. Ma vediamo anche tra i due schieramenti l'importanza di quelle famose galeazze più armate, in numero di 6, più dotate di armamento, che dettero un impulso straordinario alla flotta della Lega. E prima di nuovo di arrivare al nostro Andrea Vicentino, abbiamo una delle immagini più care, oggi di proprietà delle gallerie dell'Accademia di Venezia e opera di Paolo Veronese, che proviene dalla chiesa di San Pietro Martire a Murano, dove venne donata da Onfray Justinian, colui che il 19 ottobre del 1571 fu incaricato di portare a Venezia la notizia della vittoria, quindi in tempi, diciamo, relativamente rapidi. E vedete questo dipinto, che è un dipinto di formato, non immaginatelo della dimensione sterminata dell'affresco di Vasari oppure della tela di Andrea Vicentino che vedremo, un dipinto, diciamo, di piccole dimensioni votivo, diviso praticamente a metà, tra una parte superiore in cui c'è una celebrazione delle forze della Lega Santa attraverso i santi protettori, a sinistra San Pietro, le chiavi in mano, per la Chiesa cattolica, San Giacomo per la Spagna, poi la nostra Santa Giustina armata di pugnale, l'immagine della fede, e San Marco con il suo leone inginocchiati ai piedi della Vergine. Quindi metà è celebrazione delle forze unite, mancano quelle forze minori che pure esistevano, che ci ha ricordato Walter Pancera, e poi da lì i raggi oscuri che piovono alla destra sulla flotta turca, e a sinistra invece i raggi luminosi che piovono sulla flotta cristiana con gli stendardi, con il simbolo marciano. E arriviamo quindi alla presentazione del grande evento che non poteva mancare a Venezia, all'interno di una delle sale del Palazzo Ducale, la sala dello scrutinio, dove appunto si scrutinavano i risultati delle votazioni, e che è una delle stanze interessate al grande rinnovamento che seguì a uno degli incendi ricorrenti che furono nella seconda metà del Cinquecento, più di uno, in particolare quello del 1577, e che però è anche un momento molto importante perché dà spazio a quelle botteghe che si erano allenate a Vicenza alla metà del secolo e che poi si trasferiscono in massa a Venezia, vale a dire la bottega di Paolo Veronese, quella di Tintoretto, quella di Bassano, e che sono impiegati in questo racconto per immagini della storia di Venezia dal IX secolo fino ad anni relativamente recenti. Quindi vediamo nella grande sala, sotto il soffitto di Cristoforo Sorte, l'ambientazione con un altro arco celebrativo del tipo di quello, insomma, dimensioni più piccole, che abbiamo visto sul fianco laterale della loggia. E qui possiamo vedere la grandissima immagine, assolutamente, questa di, non so, 15 metri per 8, adesso non ho ricontrollato di recente le misure, ma siamo in misure colossali, in cui si vede anche molto bene come si poteva svolgere la battaglia. Vediamo ad esempio
sulla destra la ammiraglia dell'esercito della flotta veneziana con Sebastiano Venier qui, e vediamo quelle protezioni laterali di cui ci ha parlato prima Walter Pancera, che invece mancavano assolutamente nella flotta turca. E vediamo anche come il comandante si scopre, forse magari nella realtà avvenne un po' meno, però sappiamo che Agostino Barbarigo venne colpito proprio da una freccia perché si era tolto l'armatura, pare per comunicare meglio gli ordini. E quindi vediamo questa straordinaria rappresentazione e vediamo che la battaglia durò poche ore, questo il quadro non ce lo dice, però ci dice che a un certo punto queste navi, queste galee, si incastravano praticamente l'una nell'altra e il combattimento navale diventava un combattimento terrestre di fatto, e quindi dopo i pochi colpi di cannone o di archibugio che venivano sparati all'ultimo momento possibile, diventava una sorta di zuffa nelle galee che erano già molto strette e che avevano un percorso centrale che le attraversava. E vedete dall'altra parte invece un dettaglio dell'immagine del comandante del Capudan Ali Pascià, il comandante della flotta, che viene messo in evidenza. Quindi diciamo che da parte di Andrea Vicentino, che è un pittore che si forma localmente, poi localmente a Vicenza, come dice il suo nome, Andrea Micheli, che poi si trasferisce a Venezia e diventa uno dei grandi protagonisti di queste imprese decorative e che poi daranno seguito ad una quantità di epigoni nelle sale di rappresentanza di tutte le città della terraferma, delle città degli altri stati e così via, cioè inaugurano una sorta di moda nazionale ed internazionale. E le capacità narrative del Vicentino, il quale un po' prende un po' da Paolo Veronese, un po' da Tintoretto, e che soprattutto ha queste grandi capacità affabulatorie e di comunicazione, diventa veramente un protagonista di questa stagione. Una stagione che però è destinata a continuare anche oltre il Cinquecento, e così, tanto per avviarmi alla conclusione, arrivo in un luogo molto lontano da Venezia, che è Palermo. Questo è l'oratorio di Santa Zita, uno degli oratori del centro di Palermo, dove tutto in uno stucco prezioso che sembra quasi marmo, ma tanto è lavorato con finezza, il Serpotta nel 1690 ancora raffigura la battaglia di Lepanto, a dimostrare quest'onda lunga che, come è stato detto, arriva fino a noi e fino al momento di oggi. Ancora qualche altra immagine in conclusione. Sappiamo che gli stendardi avevano molta importanza, così come la musica, così come la presenza dei religiosi a bordo delle navi che prima della partenza della battaglia confessavano e comunicavano, così come la musica che incitava all'azione e alla coesione. Anche gli stendardi, sappiamo ad esempio che quello dei turchi era uno stendardo in cui erano ricamate 28.900 volte il nome di Allah. E nel nostro invece questo è lo stendardo della flotta papale, che è ancora conservato a Gaeta, con Cristo in croce e con la scritta in hoc signo vinces, che è la scritta che apparve a Costantino, quindi un richiamo molto importante, e i santi Pietro e Paolo ai piedi della croce. Quindi anche fuori dalla Serenissima, del resto Papa Pio V era stato uno dei grandissimi promotori dell'iniziativa della Lega Santa.
Sermoneta. E vedete, così concludo in modo un po' leggero, la rievocazione storica, mi pare che ce ne sarà anche una legata a questo episodio, quella che si tiene ogni anno a Sermoneta, da dove veniva Onorato IV Caetani, il quale ordinò a Girolamo Sicciolante da Sermoneta la realizzazione, uno dei grandi pittori della Controriforma, a cui Federico Zeri ha dedicato un libro molto importante, Pittura e Controriforma, per l'appunto vedete come si saldano questi temi, e quindi anche a Sermoneta si svolge annualmente la rivocazione della nostra battaglia, alla quale poi arriva addirittura fino ai giochi da tavolo, che invito tutti a cercare, in modo che da approfondire anche giocando la nostra conoscenza. Grazie.